Se l'emergenza coronavirus mette in ginocchio molti settori produttivi, ce ne sono altri che in questo periodo sono chiamati a dare il massimo. Parliamo della filiera lattiero-casearia che registra un più 60% di vendite di latte, per non parlare di burro e formaggi freschi e un vero e proprio boom delle uova vendute. Alle latterie vicentine di Bressanbido si lavora a pieno regime per rispondere alle raddoppiate esigenze del mercato. Non è facile lavorare in questi giorni, però ce lo impone il fatto che produciamo del cibo e penso che forse da questo brutto incubo ci risveglieremo pensando che il cibo è una cosa assolutamente essenziale. Dietro questa azienda vivono più di 1000 famiglie. 1000 famiglie sono un bel paese dei nostri e quindi pensare quotidianamente a quello che facciamo, a quello che decidiamo, a quello che decido, vi garantisco che mai fra questi giorni ho sentito il peso della responsabilità. Sono tutti a lavori dipendenti nonostante l'inevitabile paura. L'azienda ha adottato tutte le misure previste dai decreti governativi, passando tutti i controlli, dalla misurazione della temperatura alle dotazioni, guanti, mascherine e tuta, oltre al mantenimento delle distanze sociali che ha comportato quest'ultima qualche revisione dei turni. Per sicurezza dei lavoratori ovviamente abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza. Vi garantisco che lavorare in un turno magari di 8 ore con una mascherina addosso, vi garantisco che raddoppia veramente la fatica. Al lavoro 7 giorni su 7 per raccogliere il latte del territorio. In primavera siamo nel picco della produzione, stoccarlo, lavorarlo e produrre formaggi e nelle ore rimanenti igienizzare. Un impegno, una dedizione che l'azienda ha voluto premiare. Nel mese di marzo abbiamo deciso di dare una straordinarietà proprio per cercare di fargli capire che l'azienda non dà per scontato quello che non era poi così scontato.